breaking news in apertura da Micaela Nasca. Oggi è il venerdì nero del fisco, ma noi abbiamo voluto intitolare questa nostra pagina che riguarda il fisco, l'economia e la pubblica amministrazione tassa e spendi, perché mentre gli italiani sono in coda ai CAF per cercare di capire quanto e come pagare IMU e TARES, al tempo stesso si moltiplicano le inchieste che riguardano molto spesso le regioni, non soltanto le regioni, per malversazioni, sprechi e casi di peculato o di corruzione. Abbiamo al telefono il nostro ospite, il governatore del Veneto, Luca Zaia. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. È un confronto abbastanza stridente questo che si propone oggi, no? Noi abbiamo appunto titolato tassa e spendi, perché mentre si tassano gli italiani che sono in coda c'è chi spende e anche spende male. Io direi che ci sono diversi livelli di discussione e di riflessione. Ce n'è uno che è quello degli sprechi, che sono gli sprechi della politica, il malaffare, la malagestio anche, mi lasci dire. E fortunatamente, come si dice, toccando ferro, la mia regione non è coinvolta da queste faccende, e anche perché abbiamo creato una vera e propria spending review, un controllo della spesa. Dall'altro c'è un tema più nazionale, più generale, che è quello della malagestio generale. Le dico solo che la mia regione paga 21 miliardi di tasse a Roma e le lascia lì ogni anno, nella speranza che servano a risanare i conti pubblici, a dare servizi ai cittadini. Ma poi la verità è che un pasto in ospedale in Veneto per un paziente viene a costare 6,5 euro e in giro per l'Italia lo stesso pasto fornito al paziente arriva a costare anche 60-80 euro. Per cui direi che veramente una ritarata alla spesa pubblica va data. Ecco, per quanto riguarda questo venerdì nero del fisco, ci sono addirittura, non sono arrivati i bollettini, la gente sono giorni che è in coda per cercare di capire che cosa fare appunto con queste scadenze, ma c'è la sensazione che appunto lo Stato chieda sempre, voi vi lamentate come amministrazioni decentrate e il singolo cittadino lo stesso che chieda sempre senza mai dare nemmeno indicazioni in questo caso? Che si dia un'immagine terzo mondiale della gestione della cosa pubblica è poco ma sicuro. Dall'altro dico anche che, e glielo dice un governatore di una regione che ha 600.000 imprese e attualmente 170.000 disoccupati, che una tassazione media del 68,5% in Italia ci mette letteralmente fuori mercato rispetto alla media europea del 46%. Glielo dico perché invece di inventare nuove tasse e nuovi espedienti